Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Tanto per cominciare voglio ringraziare gli iscritti del mio canale, sono molto contenta appunto di vedere la vostra partecipazione, grazie, vi auguro veramente un buonissimo 2019 visto che ci troviamo oggi il 1° gennaio e grazie appunto della vostra presenza perché per me è stimolo di continuare a condividere le cose insomma che sono nella mia conoscenza. Oggi parleremo ancora del pendolino. Questa infatti è una serie di video dedicata all'uso del pendolino. La puntata, diciamo così, di oggi riguarda l'uso di questo circuito che serve alla valutazione di una qualsiasi attività. A questo punto ovviamente potrete poi scaricarlo utilizzando il link che trovate nella descrizione del video. Lo scaricate in modo gratuito, come sempre tutte le cose che vi condivido sono così. Una volta che lo avete scaricato utilizzerete il vostro pendolino. Diciamo, per questo genere di valutazione va bene qualsiasi pendolino, non è necessario ecco, scegliere un pendolino piuttosto che un altro, quello con cui trovate maggiore affinità. In questo momento io ho deciso di utilizzare il pendolo egizio, appunto faccio un giro intorno al dito visto che è solo collegato con una cordicella, non ha un pallino o un fermacorda all'estremità, perciò lo giro e lo utilizzo in questo modo. Anche in questo caso è da dire che potrebbe essere utile utilizzare i pendolini che hanno la possibilità di inserire un testimone all'interno, proprio perché volevo fare qualche esempio sull'uso di questo circuito, di questo quadrante per la valutazione ad esempio di una cura. Mettiamo per esempio il caso che ci sia stato prescritto un farmaco o un medicamento e non è detto che la cura poi effettivamente sia quella migliore per noi. È chiaro che nessuno si mette a discutere con la valutazione di un medico, però per essere tranquilli di non avere effetti collaterali o di avere il massimo dei risultati dal nostro farmaco, possiamo tranquillamente testarlo con questo circuito che vi ho mostrato. Basterà mettere il nome del farmaco su un foglietto, va bene anche il principio attivo, va bene anche un testimone reale, nel senso l'utilizzo di una pillola, di una bustina se si tratta di una bustina. Io vi sto mostrando come fare invece un testimone, diciamo così, al volo. Un pezzetto di carta sarà più che sufficiente e scriveremo ad esempio aspirina 500 mg e diciamo un dosaggio normale, aspirina 500 mg. A questo punto vi mostro l'utilizzo appunto di questo circuito. Posizioniamo aspirina 500 mg qui, usiamolo così, così lo vedete bene. L'ho posizionato in corrispondenza del pallino. Ora prendo il mio pendolino e ci metto in corrispondenza, cioè sulla parte sempre in prossimità appunto del pallino e dove insomma io ho inserito il testimone. Al mio solito chiedo in
questo caso ad alta voce. L'aspirina 500 mg è buona per me, com'è nei miei confronti questo farmaco? E attendo. Mentre il pendolino oscilla, cercate di percepire se ci sono delle sensazioni all'altezza del braccio, perché molto spesso appunto in alcune valutazioni percepiamo proprio come delle scosse, come degli strattonamenti, come una forza interna che lavora al di fuori, al di sopra della nostra volontà. In questo caso io sentivo infatti un lavorio involontario della muscolatura e il pendolino è andato tra il buono e l'ottimo, perciò io so che l'aspirina, questo lo sapevo già, l'aspirina 500 mg per me è a posto, è un farmaco che su di me ha una buona, tra la buona e l'ottima efficacia. Questo era soltanto un esempio banale, potete fare la stessa cosa con qualsiasi medicamento, sia che sia di origine chimica che di origine naturale, non ci sono limiti perché questo è un circuito che valuta qualsiasi qualità, come anche ad esempio le qualità caratteriali oppure la qualità di un lavoro che è stato eseguito. Non c'è limite a quello che questo circuito può valutare, tranne i limiti della nostra fantasia, nel senso che se non ci viene in mente come altro utilizzarlo è chiaro che il circuito finisce la sua funzione. Ma tutto quello che può essere valutato da un range di decisamente negativo a ottimo è per noi utile appunto utilizzare questo circuito. Io per il momento vi saluto, vi invito a utilizzare e fare dei piccoli test con questo circuito usando cose di cui già a volte conoscete la risposta, nel senso per fare pratica. La cosa migliore per instaurare un rapporto, un dialogo con il pendolino e per imparare a interpretare i suoi responsi e capire qual è appunto il linguaggio che lui utilizza con noi, perché non è universale, non è uguale per tutti, come non è uguale per tutti la nostra capacità di comprensione oppure la lingua stessa che utilizziamo. Dunque anche il pendolino parla con noi in un modo particolare e personale, generalmente un modo che solo noi possiamo capire proprio perché nasce da dentro di noi. Dunque è con l'esercitazione, con la pratica che noi impariamo a decodificare le risposte. Vi dico questo perché tante volte capita di avere responsi non completamente conformi con la realtà. Questo succede soprattutto all'inizio quando non si è imparato ancora a decifrare appunto il linguaggio del pendolino. In realtà il pendolino ci dirà sempre la verità, probabilmente in quel momento riguardo a quell'argomento vuole dirci qualcosa di cui dobbiamo capire e interpretare il significato, il messaggio nascosto. Per questo vi invito a fare molta pratica, utilizzando sia domande o in questo caso per esempio medicamenti di cui conoscete già l'efficacia o la validità o meno su di voi, così che vi rafforziate nel comprendere cosa vi sta dicendo il pendolino. Un'altra buona cosa da fare è conservare un quadernetto proprio per le vostre esercitazioni in cui metterete data, la domanda e la risposta ottenuta. Penso di avervelo già detto in qualche altra pillola, ma comunque è buona norma in tutto quello che è il percorso spirituale conservare appunto traccia scritta, così da potersi rivedere alla lunga e capire per quel che riguarda il pendolino quali erano i veri messaggi nascosti. Vi ringrazio e ci sentiamo e ci troviamo alla prossima condivisione. Grazie ancora a tutti i miei iscritti
tutti, un abbraccio e a presto dalla vostra Ildegarda.